Saluti, sì, dongo su bene bene, ma questo corso di tecnologia sposadocenza in Sardu organizzau dessa regione autonoma de Sardegna che mantenga incaricato de registrare. Questo corso arriva in suo contesto delle possibilità che avrete sa legislazione no de Sardegna, po canto tocca a sa presenza delle lingue de Sardegna in tutti i livelli de istruzioni, de educazione. Deu seu Adrià Martin, deu seu un professore di tecnologia sposta traduzione in Università Autonoma di Barcellona, collaboro pure con l'Università di Castello, sempre in conto di tecnologia sposta traduzioni. Deu seu traduttore e mi seu laureato in traduzioni e postisi seu diveniu apu ligiu sa tesi de dottoratu proprio in s'ambitu in conto de linguas, tecnologias e finzas politica, no? Poita ca tutto su chi tocca dais linguas esti politica, mescamente quando tocca da as linguas minorizadas. In questa prima diapositiva teneisi calincuna fotografia sopra de su chi fatzu deu. Chi seis interessados a descire prusu, teneis una pariga de ligongios in noi su canali meu de Telegram e su sito web meu dessa Università Autonoma de Barcellona. Tutto questo fonti fotografie delle cose che ho fatto in Catalogna, in Sardegna e che fonti accappiate in qualcuna maniera a sa questione delle lingue, però finza dell'attivismo, della diffusione o della cultura. Si scopo di questo corso adesso questo de fruni a inas tecnologicas post docencia, a inas tecnologicas che istrumentos o che possano ben imperausu de maestros e maestras de scola sarda po questo obiettivo, no? Po questo scopo dessa docenza. Sicuramente questo è un scopo umano, deu apo cercau de includere in questos videos sa prusu quantidade possibili de contenutos a prescindere dessa edade dei studenti che attendi in suo corso o dei materias, dei cursos che hai a fare. Poi tocca esti su proprio imparai a pipius e pipias de 13-5 anni che a picciocos e picciocas de 16-17. E insando apo cercau de creare una cosa generale chi possa andare pruso manco bene potottus e apo cercau finzas de aggiungi ligongius a materialis addizionalis in maniera che ognuno possa approfondire in sa cerca dei materiali che diventa torrai prusu utilis. E insando questo è il primo video di introduzione del suo corso. Danta sighi a su manco 4, altros 4, su secondo adesso è sopra de programas liberus e eticus che s'agattanta in sardu, su de 13 adesso è sopra de risorsas linguisticas in sardu, sa quarta video lezione ad trattare Wikipedia come una risorsa didattica che possa essere adattata ai livelli di formazione e sa quinta video lezione adesso scelti sa despedida. Iniziando in questo primo video di introduzione su chi devo lo fare e si attorrai esplicita sa concezione
chi tengo deo des educazioni e ad accomparsi con voi altri in maniera che teneisi più informazioni a sopra i scioberus che ha fatto deu, quando a poter più scioperai, selezionai i contenuti da imparare in questi video. Intanto cominciamo con i consideri iniziali a sopra del suo ruolo che, secondo me, tiene o deve tenere in educazione. Poi a volte, sicuramente io lavoro in ambito universitario, forse agattaisi qualcuna differenza con suo caso vostro, però in suo caso nostro dove una certa confusione tra il ruolo di uno formatore, di uno docente, e questo che in ambito proso commerciali viene determinato un ambasciatore. Un ambasciatore del software è questo che questiona bene a sopra di un programma, a prescindere che sia adatto o meno ai scopi di docenza. Io mi reputo, mi considero un agente di formazioni e tipo questo che devo sciopero da imparare ai studenti meus scetti in plena libertà accademica, senza imponimentos o limitazioni de compagnias commerciali. Poi sì, no, pare che invece di formatori diventano venditori di software, venditori di programmi che arrivano con sa valigia e fanno subire i prodotti in maniera che si pagano poco. Ed io non voglio essere scambiato poco, e poco a regioni che hai sapere che ha operato in questo programma di formazioni da imparare certi programmi che non si pagano e che sono etici. Proprio poi tocca a me, l'educazione non tiene di nulla per uno ligongio con suo business. È un bene pubblico per formare cittadini e cittadine del suo mondo chienidi. L'educazione è un diritto umano, questa è l'affermazione che fai di sa Declarazione Universale dei Diritti Umani dell'UNESCO, che in articolo 26 narra 11 persone tene diritto all'educazione. In noi tenéis un ligongio a questa versione in sardo dessa Declarazione Universale, poi tocca già che c'è, mi pare interessante ad ottenere presenti. Questo può parere una affermazione troppo generica, idealista, o forse dovresti gente che pensa da chi è garantita già. Invece si deve può cercare in poco minuto di fare commenti quando scioperato tecnologia può entrare in sa classe, a volte s'impreu di questa tecnologia entra in contraddizione con questo articolo 26 che narra che ogni persona tiene diritto all'educazione. In sa Declarazione di Parigi dell'UNESCO in su 2012 a sopra delle risorse educative aperte e sostenenti questo sito web, tutto questo testo in biaitu fonti ligongius che potete incarcare può avere i siti femonendi che questa Declarazione di Parigi a sopra delle risorse educative aperte chi può agattare in italiano, non in sardo in questo caso, narra che il termine risorse didattiche aperte indica l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca di materiali in qualsiasi formato, digitale e non, di pubblico dominio o rilasciati a titolo di una licenza aperta che ne permette l'accesso, l'uso, l'adattamento e la ridistribuzione gratuiti da parte di altri senza restrizioni.
Ebbene, però, come ti appunavo prima, quando fate uso scioperi tecnologici, è facile che pigliamo decisioni che andano a contraddire questi scopi dell'educazione accessibile per tutti. Per decidere prusu, questo gruppo di gente ha scritto The Open Education Handbook su manuali dell'educazione aperta, per decidere prusu in noi tenesi su ligongiu a su manuale chi tenete una licenza aperta in sanduso tu potesi leggi, imprentai, comparzire senza per una senza nessuna limitazione. Poi a rispettare su diritto a educazione come diritto umano è necessario per me a imparare software libero. I programmi liberos, questo è su ligongiu a Wikipedia, può imparare di più. I programmi liberos sono corsi che rispettano le libertà dei utenti. I tavoli a rispettare le libertà dei utenti. Olinai si traduce in 4 libertà che sono arregolate in su manifesto del software libero scritto da questo personaggio Richard Stallman 25 o 30 anni fa, non me ne ricordo, femmonendo che questo rispetto si traduce in 4 libertà fondamentali. Sa prima di tutte queste libertà è la libertà di imparare un programma senza limitazioni e poca si sia da imprego. Anai, prima di tutto, che non bisogna da pagare, però chi si può copiare, chi si può comparsi con altra gente, o si può modificare pure. Per decidere più tenesi in noi questo video, questo corso, questo lungometraggio, è un'intervista a suo fondatore del movimento del software libero, Richard Stallman, dopo agattau, esso questione in castigliano, però dopo agattau con sottotitoli in italiano, e questiona sopra i programmi liberi e sa formazione, educazione. E poi il test importante che in scuola si impari di scetti software libero. Bene, forse a qualcuno che sia castiendo questo video può pensare che si scopo di modificare un programma come una di queste libertà del software libero è troppo atteso come scopo, no? De su chi si offendi in noi che è un corso a sopra di tecnologia possa docenza in sardo. E però questo non è vero che pensavo che si usa traballando in una lingua che è minorizzata, che è su sardo, e che teneva bisogno di software che sia portato in sardo e in altre lingue di Sardegna pure, e questo non ad essere mai possibile che dipende di scelte di criteri economici e commerciali. È chiaro che un'azienda multinazionale ha da castiare a usare documenti una lingua di pago questionatori e in sandusu no, è difficile che tu porta. Invece sì, chi si tratta di software libero, tu puoi sempre portare, tradurre, poi attaccare su software libero a rispetta la libertà dei utenti di modificare, di adattare i programmi. E questo è ciò che ho fatto dopo questionare dei noi a pago minutos e usare i commenti sul fatto di imparare il software libero si consente di si permette pure di portare, di aiutare le lingue a essere proso multilingue. E difatti sì, in proso di queste 4 libertà
dove est a su mancu una pariga de vantagios in prusu. Su primu est chi su software liberu assi spissu est evita sa discriminazione dei utentis por regioni de su scioberu tecnologico in soro. Totus scioberausu sa tecnologia che imperausu, però doi esti utentis chi por regioni de custu scioberu tecnologicu anta essi discriminausu. Per esempio, chi deu tengiu unu scioberu tecnologicu A, però in si scola, su traballu, eccetera, mi dimandant is programmas chi funzionant iscetti po sistemas B, deu commenti utenti apo essi discriminau. Si scola, mescamente si scola pubblica de Sardigna, depidi fai certu chi custu non sia da de aici, e chi su software, is programmas chi venint imperausu a iscola, funt rispettosus de totu is utentis a prescindere de su scioberu tecnologicu in soru o de is familias in soru. Su software liberu esti, su prus de is bortas, multiplataforma, chi olinnai chi podit essi imperau in cali si sia da sistema operativu. Intra is studentis vostros eis a tenni is studentis chi tenint unu Windows, unu PC, o podeis tenni is studentis chi tenint unu computer cun Mac de Apple, o forsis puru podeis tenni is studentis chi imperant unu computer cun Linux. Sa cosa importanti est chi su software, is programmas chi scioberausu po portai a iscola, funzionint a sa propriu manera in cali si sia de custas plataformas. Su software liberu, essendi multiplataforma, su prus de is bortas permittit de rispettai custu. Un atteru vantagiu in moi chi parit chi cuminzaus a chistionai de is problemas de su planeta po cantu toccat a s'ecologia, un atteru concetto, un atteru vantagiu de su software liberu est chi contribuit a s'ecologia linguistica de su mundu. Comenti apo nau in moi, is programmas liberus podint essi tradugius a cali si sia lingua, ch'enze de bisongiu de dimandai permissu, autorizzazioni. A su contrariu, su software liberu volit essi portau, tradugiu, a prus linguas possibilis, e custu permittit de rispettai sa diversidade de su mundu e de valorizai is culturas de su mundu. Chi du lassausu scetti a is aziendas chi ant sì criterius commercialis, s'ecologia linguistica de su planeta ad andai conca unu mundu sempre prus pagu variadu, sempre prus pagu rispettosu de is differenzias. S'urtimu de is vantagios, dapu boviu ponni s'urtimu commenti unu scioberu consapevoli, est chi esti debadas su prus de is bortas non du depeus pagai. Custu est importanti, però est prus pagu importanti de su fattu chi su software liberu rispetta is libertadis de is utentis. Bene, in moi apo pensau puru chi giai chi depeus chistionai de tecnologias, est beni a rifletti unu pagu a subra de cali attitudinis podeus agattai intre is studentis chi eus attenni a lezioni, o prus in generali a is attitudinis chi tenit sa popolazione conca sa tecnologia. Deo, commenti maestru de universidadi de tecnologias po sa traduzioni, mi seu documentau, apo fattu unu pagu de circa subra de custu, e apo biu chi is categorias de atteggiamentus prus generalis a subra de sa tecnologia tenint nominis. Unu chi est connottu meda
esti su concetto de sa tecnofobia, che esti questo pregiudizio de sa gente che considera che sa tecnologia a prescindere esti mala. Questo è un ligongiu a Wikipedia, si potete informare di più. A voltas sa tecnofobia est posta in contraddizione con un'altra attitudine de sa gente che dia podi parri uno contrario, però che non est aici contraria, che est sa tecnofilia. Sul riassunto est che is attitudini de tecnofilia si poden narrare che tenente questo pregiudizio che sa tecnologia est bona a prescindere. E doi est ancora un'altra attitudine che difende che sa tecnologia est neutrale. Doi est gente che narra no, sa tecnologia non est né bona né mala, est sempre neutrale e dipende da s'impreu chi di fa uso. Chi può tenere una parte di verità, però chi si indagataus che non est di aici quando bieusu che doi est tecnologia che est stata pensata, creata, iscritta, generata con obiettivos, con scopos malus, no? Che una tecnologia est stata iscritta può fare mali a sa gente, è evidente che non può essere neutrali. Per tutto questo, uno aforismo della sociologia, della tecnologia, si narra che sa tecnologia per sé, poi non è mala, non è buona e non è neutrale. Difatti, questi tre atteggiamenti, tecnofobia, tecnofilia e neutralismo, potenti ben considerati in qualunque maniera come manifestazioni di una corrente di pensamento che è su determinismo tecnologico, estianai sa percezioni o su pregiudizio che sociedades funti determinadas de sa tecnologia. Sa visione contraria, invece, che è questa che difendo Deo, si zerria da costruttivista. E questa altra visione circa de ponis accento in aterus logus. Su costruttivismo ponis accento in su fatto che est sa sociedade che genera sa tecnologia est poco su chi poni di s'accento in s'individu e in scioberus chi fai. Su costruttivismo si fa uscire a nosu che sa tecnologia serve di interessus e nosu con questa informazione depeus decidere quali interessus funt bonus, chi funt bonus depeus fomentai, imperai questa tecnologia, però che sa tecnologia tenet interessus o serve di interessus che funt malus e che non funt a su servizio de s'umanidade, depeus evitai questa tecnologia. Ponai, su determinismo tecnologico, estianai questi tre atteggiamentos, su determinismo tecnologico, su prus de voltas assolvi dis utentis de cali si sia la responsabilidade. Tu impera su telefonu ou e sta tranquillu che a totu s'atru ci pensu deu. Questo est determinismo tecnologico. Su costruttivismo tecnologico, a su contrariu, torrat sa responsabilidade ai utentis e disponit in sa situazione de depi decidi chi olinti imperai o boicottai una tecnologia. Po nosu sa tecnologia depit essere a su servizio de s'emancipazione umana. Che una tecnologia non serve a cussu, ma serve a si torrai prus iscraus, schiavi. In questo caso non depeus imperai queste tecnologie. E questo si porta a questionare sopra de sa tecnologia che imperaus oi su prus de sociedades. Dai che seus in si scola, e uno dei criterios de si scola est questo de formare cittadinus e cittadinas con pensamento critico,
po' mei depeus rifletti a sobra de sa tecnologia chi se usa imperendi a oi. E questo si porta a questionare a sobra de GAFAM, chi est s'acronimo, chi serve a fare riferimento a is 5 companhias, aziendas prus mannas de su mundu, po canto tocca da sa tecnologia, chi funt tutto parti de sa propria nazione, dei Estados Unidos de America. Queste 5 companhias funt, come forse sei già comprendiu, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Queste 5 companhias che funt divenidas quasi in is in soro un monopolio, funt egemonicas e funt imperadas in ogni logu, su chi po nosu est importante a tenere conto, est che questa egemonia, queste aziendas dant l'ompia po medio de praticas chi podeus nai chi funt assumancu moralmente illicite. Commenti podent essi ponai su fatto de furai is datus des utentis, de dus bendi e de cercai de fai concurso influenza o lobby politica. Forse calincunu est pensando che questi argomenti sono troppo attesi del suo corso che depeus fare, però invece chi consideraus che i presidenti o i ex presidenti de nazioni come gli Stati Uniti o l'Italia in sa figura de Salvini che non fia da presidenti, però funt personaggi che funt arrivati al suo governo proprio grazie a queste aziende, no? A Facebook, WhatsApp, Instagram, eccetera. E insando su bieus che non est aici attesu. Un'ultima riflessione sopra de questo è che la tecnologia si permette su prus de sbortas de fare cose in una maniera prus lestra e prus finza scomoda. È per questo che me da orta sa questionaus sopra de automatizzazioni. S'automatizzazione può essere una cosa bella e positiva, poi tacca che una macchina fa di cose per noi, questo può essere de profetto per noi, no? Aici noi possiamo dedicare a passare altro tempo con i amici, con la famiglia, a studiare altre cose, a lavorare, ma forse pure andare a summare o su che sia. Però in suo sistema economico e politico a un diseuso non tutti tenenti sa propria idea. Anzi, su prus de svoltas, le compagnie che lavorano con questa tecnologia cercano di automatizzare e di pagare un beneficio in maniera che questo può diventare pure un principio che acaba con la precarizzazione dei trabalhos, che noi seus formando cittadinos e cittadinas del suo venidori, del suo mondo chienidi, in maniera che possano lavorare in su chi olinti, ma finza in sa terra isoro, in Sardegna, senza depi andare in forasa in maniera forzata, certo, a lavorare, pensando su po' meglio est da importo a considerare quali tecnologia scioperausu de portare in si scuola. Questa è una campagna della rete d'economia solidale de Catalogna che ha creato questa campagna non essere GAFAM. E finza in moi uso questionau sopra de tecnologia e atteggiamento con questa tecnologia. Però dove è ancora un altro elemento che è fondamentale in questo corso, che è la lingua. Su sardo come lingua di docenza non potevo ignorare il fatto che è una lingua in pericolo di estinzione. Questo è su chi nanta is espertos e io mi sono occupato in questo articolo che ho
accapiau in noi, de arregolli is opinionis des espertos, e pari de chi s'usar documenti is atras 4 linguas de Sardigna, aligheresu, tattaresu, gadduresu, ligure tabarchinu, commenti su sardo funt totus consideradas linguas in periculu de estinzione. Custu non donaru Deo, non donara atra gente, donara custu gruppu de traballu de s'UNESCO, in noi teneis is ligongius a s'Atlante de is linguas in periculu de su mundu, a undi si faint sciri cun criterius scientificus academicus chi custas linguas funt in processu de estinzione. Chi nosu circausu de fai, certu seis giai totus maistros e maistras interessadas a s'usare documenti lingua de docenzia, pensandus in questo punto seus de accordo, seus consapevoles de sa gravidade de sa situazione. Però, po mei, questo è un elemento che è fondamentale quando depeus fare scioberus in sa tecnologia, in sa docenza. Poi tacca seus in un processo di desertificazione linguistica. È po' questo che in questo corso devo a cercare di fare rete con altra gente, con altri movimenti che tenenti su proprio scopo de nosu, che è una visione simile, po' quanto tocca a sa scuola, a sa formazione, a is linguas e a sa tecnologia. Io faccio parte di un gruppo di gente che portaus software in sardu. Questo gruppo si serve da hardware e si agatais in situs web, eccetera. Nos traballaus in maniera volontaria, seus attivistas, e cercaus de frunire a sa popolazione de Sardigna, ma pure de sul resto del mondo, con programmas chi possant imparare in sardu e chi siant programmas eticus. Però non si seus inventaus nudda, seus scetti sighendi s'esempio de quest'altro assozio, Soft Català, che lavora da posto catalano in una maniera incredibile da in meda annus. Nos seus cerchendi modestamente de fare una cosa simile. Ma pure sa Wikipedia andeus a questionare in meda in questo corso, poi tacca si consente di generare e di imparare risorse in queste lingue de Sardigna. Pensando su questa è questa introduzione, io spero che ais agattai contenuti interessanti in is video lezioni che hanno segui. In su video chieni us questionai sopra de programmas liberos e eticos che podeus imparare in sardu. Non posso acabare questa prima introduzione senza fare riferimento a tutta questa gente che ha pintato le immagini che ha imparato in questa presentazione. Poi tacca fonte parte di questo progetto, di non project, che pubblica il suo lavoro di disegno grafico di tutta questa gente e che dispone a disponimento dessa comunità sempre e quando fa riferimento a s'autoria, ai autori. Deo in questa arruga, in questa ottica, ha cercato pure di pubblicare i contenuti di questo corso con licenza Creative Commons. Si uso in sa video lezioni chienidi. A Sibili.